Benedica a tutti. Cominciamo questa edizione di Stupor-Mundi con un servizio sopra la giornata internazionale della lingua madre, che si celebra di Pecca. Per promuovere la diversità linguistica e culturale in tutto il mondo, nel novembre del 1999 l'UNESCO istituì la Giornata internazionale della lingua madre, che del 2000 si tiene ogni anno il 21 di Frivaro. Si scegliò questa data per ricordare il 21 di Frivaro del 1952, quando una poco di studenti bengalesi dell'Università di Dhaka murirono ammazzati dalla polizia dello Pakistan perché manifestavano per domandare il riconoscimento ufficiale della sua lingua madre, lo Bangla. L'UNESCO riconosce ai popoli il diritto di usare e promuovere le sue lingue madri, ma non sempre questo succede. La discriminazione linguistica continua a esistere magari in Italia. Il patrimonio linguistico italiano è uno dei più ricchi dell'Europa. Sono 31 le lingue classificate in tale territorio dello Stato italiano dell'UNESCO, in tale suo Atlante delle lingue in pericolo di estinzione, ma lo Stato italiano decidiò di tutelarne solo alcune. Tutti i kid delle minoranze sciane storiche e solo 3 lingue effettivamente locali o regionali. Quest'anno l'UNESCO, questa 13ª edizione della giornata, vuole sottolineare l'importanza del materiale scritto in lingua madre. Senza libri in lingua madre diventa difficile l'educazione in lingua madre che l'UNESCO propone e promuove. Con l'occasione di questa giornata si presentò alle mezzi di informazione la costituzione di un comitato per la salvaguardia dei patrimoni linguistici, che ha come fine la tutela e la promozione di tutti i patrimoni linguistici, la salvaguardia dei diritti di espressione culturale e la tutela della diversità culturale. Questo comitato nasce grazie al gruppo Facebook che Joan Marc Polli grapì che assai di 2 anni fa per protestare contro gli spot della RAI che offendevano i dialetti per il 150° anniversario dell'unità. Picca giorna sappero che assai di 3.000 iscrizioni di tutte le bande d'Italia e la RAI decidì di cancellare il testo degli spot, ma gli aderenti allo gruppo diventarono una vera e propria comunità che con il tempo partorì l'idea dello comitato che si propone di stimolare le istituzioni per migliorare la tutela di tutte le lingue parlate in tale territorio dello Stato italiano. La settimana passata successero cose strane in tali cieli della Rossa Uralica. Vediamo sul servizio di Salvatore Ciminata. Parse come un tratto picciriddu la sciogliti 2012 DA14 che sfriciò la terra alla distanza di 27.600 km, lo passato 15 di Frevaro, fortunatamente senza ancucciarla. Erano l'8:25 di sera in Italia, quando la peccia spaziale passò d'incia all'orbita della Luna a una velocità di 7,8 km per secondo. Passato sto scanto, gli esperti della NASA già taliano allo futuro, quando in talo 2046 lo stesso asteroide ha visto passare a rere vicino all'uno pianeta. E magari in talo 2080 potesse tornare a farsi vedere. Se un asteroide delle misure di DA14, cioè di 48 metri, avesse a colpire la nostra Terra, le conseguenze potessero essere devastanti. Talo lontano 1908, in Siberia, pare che cascava un asteroide più piccirillo di st'ultimo e lo territorio devastato ha un raggio di chiossai di 1200 km. Sempre in Siberia, storia di stiorna, dalla mattinata dello stesso 15 di Frevaro, si vittero scene di fantascienza. Una remorata, una sciscia di fumo in talo cielo, una luce bianca abbagliante e danni gravi a cose e alle cristiane sono le conseguenze che fece un meteorite di chiossai di 10.000 tonnellate che si sfarenaugia se non dall'atmosfera e ghettanno pezzurde infucate dalla zona di Cebialinsk, sopra le montagne Urali. La potenza dello meteorite, secondo gli esperti, fu 20 volte più alta della bomba di Hiroshima e in denaro le danne provocate sono 25 milioni di euro, 1200 le ferite e in ciachiste 200 piccirilli. Magari a Cuba, una para d'ore prima dell'avvenimento in Siberia, cascò un'altra preccia spaziale che provocò fortunatamente picca danni, ma lasciò uno scanto grande in tra la popolazione. La polizia comunicò di non pigliare pezzurde di peccia sciane che possono risultare pericolosi.
Per questa settimana finiamo la puntata con un servizio di Filippo Albamont, sopra temi di economia. Tutti i cittadini italiani furono felici di trasere in tale moneta unica perché i governanti dell'epoca avevano promettuto un poco di vantaggi. Dicevano che avendo una moneta forte lo Stato non poteva mai fallire come l'Argentina. Dicevano che avendo la moneta forte avessimo sparagnato sopra le importazioni di materie prime, come il petrolio. E oggi dicono che grazie all'euro, in tali 10 anni della sua adozione, pagammo 800 miliardi più picca di interessi sopra il debito pubblico. Per quanto riguarda la prima promessa, c'è picca di dire, visto che per gli stati in difficoltà come la Grecia, il Portogallo o l'Italia, si parla tutti i giorni di risiko default. Per la questione invece di lo sparagno sopra le materie prime come il petrolio, i cristiani non sanno che loro un euro si può accattare con quale si voglia moneta, non necessariamente il dollaro. Il petrolio infatti è prezzato in dollari, ma si può accattare magari con le altre monete allo tasso di cambio di un momento. La seconda cosa è che in questi anni l'Italia, conti alla mano, non sparagnò per niente per accattare il petrolio, perché non fu l'euro che si apprezzava sopra il dollaro, ma fu la moneta americana che ha diminuito i valori e si deprimiva. La depressione di un dollaro sopra il barile di petrolio portava alla situazione che l'aumento di valori dell'euro rispetto alla moneta degli Stati Uniti è minore dell'abbassamento dei valori di un dollaro sopra il petrolio. Praticamente, oggi con un euro accattiamo meno petrolio di quanto se ne accattava con 1936,27 lire. E la colpa è proprio dell'euro, perché proprio dopo gli accordi di Luplazza e grazie alla speculazione della finanza, il dollaro perde valori più assai sopra il petrolio e più picca sopra l'euro, mentre con la lira tutto questo non avvenia. Consideriamo che pur volendo pensare che le cose fossero come dicono, e con la lira aumentassero le spese per il petrolio, abbiamo a sapere che la spesa totale per l'energia in Italia è solamente il 2,5% di PIL. Questo significa che magari se avessimo ad accattare dollari per il petrolio, con la nostra moneta nazionale, non si trattasse di una spesa grande come volessero fare nei crediti. Pure se la benzina aumentasse quanto l'eventuale depressione della lira, lo Stato potesse abbassare le tasse sopra i carburanti, che sono la maggior parte del prezzo, e i cittadini manco se ne addonassero. Tutto questo fosse possibile perché lo Stato, che aveva la propria moneta, come sappiamo degli altri servizi di Supermondi, non aveva bisogno delle tasse per pagare le sospese. Arriviamo così al terzo punto, lo sparagno di 800 miliardi sopra gli interessi del debito pubblico. Oscar Giannino, e una poco di esperti di economia, diffonde uno studiato alle 4:20 e tutti i cittadini informati pensano che questi esperti sanno chi dicono e che sicuramente sono in possesso dei dati ufficiali precisi. Il fatto però è che tagliando i dati, come potremo vedere in questa tabella, le cose stanno diversamente e l'Italia pagava picca interessi pure prima dell'euro. A questo punto i famosi esperti potessero dire che le spread erano bassi perché l'Italia era dentro allo sistema monetario europeo e si sapeva che avesse trasotto dentro l'euro. Per rispondere, tagliamo la tabella tra l'94 e l'95. Lo spread era più alto di quello della crisi del 2011, quando dicevano che l'Italia stava fallendo. Ma come mai tanto nudo ne parlava? Non cadeva nudo governo per questo e i cittadini non sapevano manco che cosa era lo spread. Semplice, lo Stato aveva la propria moneta e poteva pagare quanto voleva. Le agenzie di rating lo sapevano e mettevano l'Italia tra i paesi più fidati del mondo. Questo è tutto per questa settimana. L'appuntamento con Supermondi è per il prossimo venerdì. Salutiamo!